la lingua lombarda esiste. Lo hanno sostenuto tutti i linguisti italiani dai tempi del Biondelli e più di recente lo ha confermato anche la dialettometria. Qui vediamo Dialektkarten che con i dati dell'AIS e l'algoritmo Word ci dà un lombardo abbastanza ampio, potremmo dire, dato che include anche il piacentino e alcune aree delle province di Vercelli che tipicamente oggi sono associate al piemontese, ma anche Tamburelli, quando ha fatto il suo studio sulla classificazione del gallo italico, ha mostrato come bergamasco e milanese facciano parte dello stesso gruppo. Eppure il lombardo è una delle lingue più contestate d'Italia. Penso solo al Piemonte. In Piemonte il sito del Consiglio regionale è in larga parte tradotto in piemontese. È una delle lingue disponibili per visualizzare il sito. In Lombardia abbiamo avuto un assessore che ha detto che non esiste una lingua lombarda, ma esistono 4. Ma perché? Io penso che le ragioni siano sintetizzabili in 2. Campanilismo e politica. In Italia, lo sappiamo, il campanilismo è molto diffuso ed è anche molto diffuso in generale il pensiero che il dialetto cambi da paese a paese, che in parte è vero, è la situazione naturale in un continuum linguistico. La lingua continua a cambiare. È il come che è importante e questo come è generalmente quasi irrilevante. Magari nel paese dopo, certo, invece di pronunciare O, pronunciano O, ma per lo stesso metro, considerando l'immigrazione che c'è stata in Italia interna, potremmo dire che la lingua italiana cambia da portone a portone. Basta avere in un condominio una persona di Milano, una famigliola della Calabria e un signore di Roma e lo potremmo dire tranquillamente. Ma la Lombardia, sin dalle sue origini, ha una cultura molto municipale. Ricordiamoci che la Lega Lombarda è nata come confederazione, potremmo dire in termini moderni, di comuni. E il comune era proprio l'entità madre della Lombardia, potremmo dire, l'entità che ha distinto il sistema politico lombardo sin dalle sue origini. Il comune è un po' la patria del lombardo. Ci sono anche testi dell'epoca scritti in latino dove si mostrava che qualcuno era, ad esempio, nazione lombardus, alle volte declinato in modi particolari, e patria mettevano la città di Dovera. Dovera nel senso di Dovera nato, non di Dovera in provincia di Lodi. E questo per dire che in Lombardia il comune ha molta importanza e le letterature lombarde sono generalmente municipali. In Lombardia occidentale il milanese ha avuto un importantissimo ruolo, forse paragonabile a quello del fiorentino per il toscano e poi per l'italiano. Quindi fino praticamente agli anni 60 del 1900 era comune vedere anche testi dialettali di altre aree, scritti comunque in milanese secondo il metro milanese, anche se alcune aree periferiche facevano già un po' a modo loro, si vede il pavese, che ha sempre avuto un po' di autonomia dal milanese, forse per il suo essere, soprattutto all'epoca, di transizione verso l'emiliano. Quindi, considerando che tanti hanno un'idea di lingua un po' sbagliata, un po' monolitica, un po' come se la lingua corrispondesse al suo standard, e noi sappiamo oggi che non è così, tendono a non vedere nel lombardo una lingua. E c'è anche chi lo fa proprio per ragioni meramente campanilistica. Io non parlo la stessa lingua di quelli di Milano, Bergamo, Brescia, Sondrio, Pavia, Monza, Varese, Como, Lecco, mettete il paese che volete, quello accanto, quella il capoluogo cattivo, e la città accanto che non ci piace perché è nell'altra provincia, quella che se quando guardi sopra il monte non la vedi più sei contento. Fate voi, ci sono tantissimi bei campanilismi in Lombardia a cui ispirarsi. Quindi una ragione un po' campanilistica. Alle volte diventa un campanilismo scientifico, tipo chi dice che non è una lingua appunto perché non ha lo standard e come tale bisogna che la lingua è solo quella che ha lo standard e il milanese ha lo standard, cose così. E c'è poi il campanilismo spiccio del tipo che ho detto prima. E ci sono anche timori comprensibili, ad esempio che uno standard generalizzato, quindi parlare di lingua lombarda e standardizzare la lingua lombarda può portare a una riduzione della ricchezza linguistica. Ed è un qualcosa di temuto, ad esempio, dalle associazioni dialettali locali. Se si fa lo standard, se si considera il lombardo una lingua, allora i nostri dialetti perderanno in purezza, cambieranno e si avvicineranno a questo standard lombardo. Il punto è che i dialetti cambiano sempre. La variazione nel tempo è una variazione molto nota nello studio delle lingue. Bisogna chiedersi come la vogliamo indirizzare, perché ad oggi, ed è così almeno dall'Ottocento, i dialetti tendono all'italiano, mentre invece se si fa uno standard, indubbiamente si perde di ricchezza linguistica. Lo standard non è il sacro graal, ci sono dei difetti, ma tenderanno a questo nuovo standard, che è interno alla lingua. È quello che, tra virgolette, è sempre successo. I dialetti periferici tendono
alla città, che è una cosa abbastanza normale nella storia anche del lombardo stesso. E ciò porta a una preservazione nei fatti della lingua. È un po' come restaurare un quadro. Certo, si perde un po' la sua genuinità, però si salva il quadro in totale, mentre invece se lo lasci lì, il quadro scompare col tempo. E si può anche misurare questo fatto. L'avevo fatto un po' di tempo fa facendo un esperimento chiaramente abbastanza semplice e poco scientifico. Avevo preso la lista di Swadesh, che è una lista che si utilizza per fare analisi di paragoni linguistici, e l'ho presa in 5 varietà. Portoghese, italiano standard, ovviamente portoghese europeo, e milanese, comasco e bergamasco. L'ho fatto perché c'era un accademico della Crusca che aveva detto che tra Milano, Varese e Bergamo c'è la stessa distanza che c'è tra Firenze e Porto. Spoiler, non è così. Comunque, ho misurato la distanza e tra Milano e Firenze e tra Milano e Lisbona è all'incirca di 4 punto qualcosa, è leggermente più alta tra Milano e Firenze. Ma ovviamente sia chiaro, un dialetto italiano, il milanese è assolutamente italianissimo quanto la pizza. Però appunto c'è questa differenza. Tra dialetti lombardi la differenza è di circa 1, quindi un quarto di quella che c'è tra l'italiano e il lombardo. Quindi anche ipotizzando, che è una cosa che oggi non si fa più, perché è impossibile, ne parleremo in un video sullo standard. Domani diciamo, il milanese è il lombardo standard, tutti imparano il milanese. I bergamaschi imparano il milanese, i bresciani imparano il milanese, quelli di Sondrio imparano il milanese, anche i novaresi imparano il milanese. Perderemmo in varietà linguistica, indubbiamente, ma la varietà linguistica che sostituisce quella che si parlava prima sarebbe poco differente da quella che si parlava prima. Se invece la sostituiamo con l'italiano, che è il destino ultimo se non facciamo uno standard, la differenza è di 4, che è tanto. Ma questo è un discorso relativo, perché non serve uno standard lombardo per parlare di lingua lombarda. La lingua lombarda esiste perché esistono queste varietà, nate dal latino, che sono grammaticalmente e foneticamente e lessicalmente simili. Molto semplice. Lingua lombarda non è altro che un modo per definire questo gruppo linguistico. Lo standard è necessario per preservarla, salvarla, portarla avanti negli anni, ma non è necessario definire la lingua. Il fatto che ci siano sottovarietà del lombardo, come il milanese, che sono standardizzate, non toglie che tutto il sistema sia una lingua che possa essere standardizzato a sua volta. E non nascondiamoci dietro un dito, una delle ragioni per cui il lombardo è contestato è la politica. Tradizionalmente la tutela del lombardo è un tema leghista e l'opposizione, invece di riconoscere che è un tema incontroverso, e è una tutela che dovremmo dare anche perché è prevista anche da trattati europei, ne parleremo in un prossimo video che arriverà molto presto, va contro solo per questa ragione. La Lega lo propone e quindi è sbagliato. Speriamo che la Lega non proponga mai l'abolizione della schiavitù e della pena di morte a livello mondiale, altrimenti potremmo vederne delle belle. Comunque è una forma sicuramente di maturità politica, invece di dire, oh, per una volta hanno ragione, si va nei fatti contro solo per il gusto di farlo. Devo negare l'idea che esista una lingua lombarda nonostante venga censita anche da ISO e UNESCO, e per dar fastidio al mio avversario politico. È molto preoccupante il fatto che quelli che lo fanno siano quelli che poi si sponsorizzavano fino a pochi anni fa con vota la scienza, scegli noi. Anche la linguistica è una scienza, chi non se ne fosse accorto. E quando la si applica è fortemente indicato, diciamo così, non voglio dire provato perché non è una scienza dura, ma se prendiamo per buono tutto il resto che si dice, vogliamo ragionare con questo metro, il lombardo è una lingua, c'è poco da fare. Ed è anche molto triste vedere gente che si definisce antirazzista, antifascista, dire cose oggettivamente fasciste e razziste. C'era un sindaco che aveva tolto i segnali bilingue dicendo che non siamo più il villaggio di Asterix, immaginatevela coniugata contro un'altra etnia, un'altra religione. Così come alle volte si sentono opinioni da franchisti. Tutto ciò per dar fastidio all'avversario politico. Sicuramente non è un segno di maturità. Certo, bisogna essere sinceri, solo gli stolti negano che esista il lombardo. Poi certo, c'è chi è andato al Consiglio regionale a fare una sceneggiata dicendo che il lombardo non esiste perché a Milano Confetti si dice Binis e a Bergamo Confecci. Abbiamo scoperto i sinonimi. Buongiorno. Quello che si contesta è se si tratti di lingua o dialetto. La linguistica classica italiana, disciplina molto più umanistica che altro,
seguendo quella visione dantesca per cui italiano grosso modo è tutto quello che si parla in Italia, ovviamente dice con dialetto, così come fino a qualche anno fa dicevano che il friulano era un dialetto. Ma se ragioniamo col metro della linguistica mondiale, la risposta ce l'abbiamo davanti. Il lombardo è una lingua, perché lingua non implica standardizzazione, non implica chissà che prestigio, una cosa che funziona forse solo in Europa, ma appena si esce in terre colonizzate renderebbe tutto dialetto, sarebbe abbastanza scorretto. Lingua implica semplicemente un'unità linguistica di fondo, e il lombardo ce l'ha oltre ogni ragionevole dubbio, dimostrato dagli studi linguistici antichi che si facevano con metodi più manuali, più comparativi, ma anche dalla moderna dialettometria. E dunque, in questa festa della Lombardia, dico una cosa: chi nega la lingua lombarda e lo fa perché pensa che non esista un'unità lombarda, dovrebbe tornare sui libri di linguistica, dovrebbe chiedersi perché tutti dai tempi del Biondelli classificano il lombardo come gruppo uniforme. Sono tutti stupidi? Io questo non credo, per citare un grande filosofo, Antonio Razzi. E chi invece nega che sia una lingua dovrebbe andare a ripassarsi la definizione moderna di lingua. Dovrebbe andare a vedersi tutte le equiparazioni che sono state fatte nel tempo tra cluster linguistici e lingue. Proprio perché? Perché ci siamo resi conto che non tutto il mondo è l'Europa. L'idea lingua è la lingua di corte e tutto il resto un dialetto funzionava quando la linguistica la facevano a corte per far divertire il re, fargli vedere come si parlava nel suo regno, ma non funziona quando si prende la linguistica come una disciplina scientifica. E tale dovrebbe essere. Certamente non è una hard science, come dicono gli inglesi, come la fisica, ma non si può andare contro quella che è la realtà dei dati. E chi invece nega il lombardo per ragioni politiche, per far dispetto all'avversario, perché ha paura di un'identità lombarda che, oddio, distruggerà l'unità d'Italia, e invece dovremmo fare tutto il saluto alla bandiera, come sostiene all'incirca un certo capo di un partito sedicente europeista, non facciamo nomi perché siamo comunque in periodo di campagna elettorale, dovrebbe rendersi conto di quanto sia meschina questa visione, quanto sia utilitaristica. Non si fa la cosa giusta perché la propone il mio avversario o può andare contro la mia idea. Fatevi due domande se state sostenendo anche voi la cosa giusta. Se c'è tutto un framework dove dovremmo lavorare che ci dice che il lombardo è una lingua ed è meritevole di tutela, e voi dite actually, come nel meme, forse il problema ce l'avete voi, non è che c'è tutto un mega complotto come il famoso complotto della massa Senigallia che abbiamo visto qualche tempo fa. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Se avete qualsiasi considerazione lasciatela nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi, condividete questo video con chi più vi piace, e vi ringrazio ancora per la visione. Buona continuazione, e per chi ci guarda dalla Lombardia, buona festa della Lombardia.